Voci dallo sport, in collaborazione con Howeld, costruttori di generatori di gas a idrogeno e ossigeno per la saldobrasatura, dal 1981. Buona giornata, benvenuti e bentrovati da Sedico, dove sentite la musica in sottofondo. Siamo già in piena gara. Oggi per la prima puntata di Voci dallo Sport, la nostra prima puntata, abbiamo scelto di farla in esterno a Sedico, in provincia di Belluno, perché c'è il trofeo Dolomitico che è giunto alla sua 11ª edizione. L'organizzazione della ASD Sport in Sedico, e ne parleremo appunto con l'assessore che è venuto a trovarci, l'assessore del comune di Sedico, Riz Davis da Riz. Buongiorno assessore. Buongiorno, buona giornata buongiorno, anche a grazie. lei. Poi abbiamo un atleta che è Veronica Moretto, buona giornata anche a te, e Buongiorno. tra poco scenderai, diciamo, in campo a pattinare, insomma, come si suol dire. E abbiamo la presidente della Bassano New Skate, Silvia Alberton, che ci racconterà cose interessanti della propria società. Buongiorno. Giusto? Bene. Allora, cominciamo con inquadrare un po' questa 11ª edizione del Trofeo Dolomitico, perché insomma quando si supera la 10ª edizione già si è ad un ottimo livello, l'11ª altrettanto bene, e quindi è una bella manifestazione importante che fa arrivare tantissime atlete, tantissime squadre, mi hanno detto, da tutta Italia, giusto assessore? Giustissimo, corretto. Diciamo che quando si superano le 10 edizioni si comincia a entrare nella tradizione dello sport nel suo contesto. Sì, oggi ci sono in questo weekend di gare ci sono oltre 1000 atlete, sono circa più di 100 le squadre partecipanti, le società partecipanti che noi abbiamo l'onore di ospitare nel nostro palazzetto qui nel comune di Sedico. Palazzetto che si presta molto a questo tipo di manifestazioni, che noi proponiamo sempre alle nostre società per l'utilizzo, per riuscire a portare anche un bel movimento di genitori, atlete, tecnici e quant'altro, per riavvivare anche le nostre piccole realtà quotidiane. È una piccola realtà, ne parlavamo prima con l'assessore fuori onda. È un palazzetto polifunzionale perché lo usano un po' diverse società di Sedico, però le facevo anche i complimenti perché vedendo nel piazzale esterno un po' questo movimento, il campetto da basket, la pallavolo che si gioca, insomma c'è, mi pare, movimento a Sedico. Sì, c'è molto movimento, specialmente in questi ultimi anni. Abbiamo questo palazzetto dello sport che risale agli anni 90, però adesso è in fase di, diciamo, ristrutturazione, lo stiamo un po' sistemando con i fondi che ci arrivano. È utilizzato dalla pallavolo, dallo skating, quindi dal pattinaggio, è utilizzato dal calcio a 5, è utilizzato dalla pallacanestro. Abbiamo una splendida palestra di arrampicata qui da dietro. Però nel nostro contesto stiamo facendo nascere una cittadella dello sport, grazie anche alla società di calcio presente nel nostro territorio, la Dolomiti Bellunesi, che attualmente milita in Serie C e si sta adoperando, avendo portato 3 campi sintetici, a fianco c'è una piastra polivalente per il basket, ci sono i campi da tennis, 4-5 campi da tennis coperti, abbiamo parecchia roba e parecchia carne sul fuoco. Infatti ho visto subito, arrivando appunto a Sedico, questo bel colpo d'occhio. La presidentessa qui, tra l'altro, parlavamo prima anche dei fondi del palazzetto, è allenatrice di pallavolo. Sono allenatrice di pallavolo, però adesso mi trovo in questo ruolo di presidentessa del pattinaggio. Vabbè, è presidentessa, quindi... Ci vuole spiegare, assessore, come è nata questo trofeo dolomitico? Io sono al secondo anno di amministrazione comunale, però è nato grazie alla forza di volontà della presidentessa dell'ex Skating Club Sedico, che adesso si chiama Sport in Sedico, che ha voluto portare questo trofeo per
ampliare praticamente i suoi orizzonti a carattere regionale e nazionale, perché è da dire che molte squadre provengono anche da varie parti d'Italia. Nato come sempre per scherzo, diciamo, nato come piccolo trofeo per la propria società, per farsi conoscere, è diventato una realtà nazionale ormai, perché muove migliaia di persone tra genitori, tecnici e atleti che vengono qui nel nostro paese. Una di queste atlete è proprio Veronica Moretto. Qual è il tuo curriculum, Veronica, per chi non ti conosce, e cosa diciamo di Veronica Moretto? Allora, io sono un atleta di Verona, vengo dalla società Pattinaggio Artistico Vigasio e pattino da quando ho 6 anni, quindi insomma da molto presto. Ho iniziato con la specialità di artistico e poi da 4 anni circa ho iniziato anche con la solo dance e adesso insomma da 5 anni più o meno faccio anche quartetto, la specialità di quartetto, e ho fatto anche un anno di gruppo spettacolo, piccolo gruppo. Se io mi sposto un attimino, voi direte che sono vecchio e quindi non sento, e così riesco anche magari a sentirla un pochino meglio qui da dietro. Quindi tu sei una delle 1000 e non più 1000 atlete che oggi gareggeranno. Con quali aspettative? Abbiamo aspettative alte su di te, sei la nostra prima ospite, quindi? Allora, diciamo che questa gara è molto utile, diciamo, per avere insomma, un'altra occasione per portare in pista il nostro programma di gara. Io gareggio con il quartetto Pragma nella categoria quartetti senior e niente, insomma, ogni gara è comunque un'occasione di spingersi sempre più avanti, cercare di migliorare ogni volta ogni singola. Nel pattinaggio, oltre al singolo, ci sono questi quartetti, poi ci sono i grandi gruppi, poi ci sono queste unioni di squadra. È proprio uno sport in pratica sì singolare, ma anche molto di squadra. Sì, esatto. Diciamo che insomma sì, esiste la parte del singolo che forse è, diciamo, la parte principale di questo sport in cui è conosciuto di più. Spettacolare forse, no? Sì, anche. E invece diciamo, direi forse più i gruppi sono quelli più spettacolari. Sì. Esatto, che diciamo permettono rispetto al singolo appunto di portare appunto uno spettacolo, di avere un tema, di raccontare una storia e di avere dei vestiti molto più scenografici. Ecco. La tua carriera, diciamo, quanti anni hai intanto? Sei giovanissima? Io, sì, ho 20 anni. 20 anni. Sì, è iniziata da quando avevo 6 anni, quindi da parecchio tempo. No, non ci pensi a smettere ancora i pattini oppure no? Il futuro potrebbe essere di allenatrice? Potrebbe essere, diciamo che non sto ancora pensando di smettere, sono ancora... 20 anni, sì. Insomma, ragazzi, guai. Sì. La passione c'è ancora, quindi finché c'è continuo molto volentieri e potrebbe essere un domani anche un futuro da allenatrice. Perché no? Dopo Sedico, quali appuntamenti avrai? Cosa farai? Allora, adesso per quanto riguarda il quartetto abbiamo altre gare, probabilmente un trofeo a Riccione e forse potrebbe esserci, diciamo, anche la possibilità di partecipare alla Coppa del Mondo che si terrà a fine maggio. Per quanto riguarda la solo dance avrò i campionati italiani e parteciperò probabilmente ad altre competizioni sempre a Misano Adriatico e forse insomma questa last chance che sarebbe diciamo una selezione per sempre la finale della Coppa del Mondo. Beh, noi ti auguriamo un calorosissimo in bocca al lupo per Grazie tutto mille. questo e per la tua carriera. Allora mi sposto da questa parte perché Veronica parlava di singolo, di quartetti, di gruppi. C'è difficoltà a formare un grande gruppo o un gruppetto, diciamo così? Allora, sicuramente il fatto che questo sport ti dia la possibilità di lavorare sia con l'atleta singolo che col gruppo permette a una società di spaziare su più ambiti. Sicuramente il grande gruppo è di difficilissima formazione perché comunque sono dai 20 ai 28 atleti, spesso maggiorenni, quindi con attività, con studi avviati o con lavoro. È difficile mettere d'accordo, trovare il tempo di fare gli allenamenti e ha un costo molto grande. Noi, le nostre società, non avendo gli sponsor, non riguarda solo la mia società, riguarda tutto il movimento perché noi siamo uno sport minore
con la difficoltà di trovare uno sponsor è anche difficile gestire una squadra di atleti grandi. Lo dica anche all'assessore qui che vedevo scuoteva la testa sul fatto degli sponsor. Allora sì, naturalmente il discorso degli sponsor è sempre una difficoltà reperirli, perché le risorse sono sempre meno, però bisogna avere tanta caparbietà e andare a trovarli dappertutto. Volevo solo fare un appunto. Faccia l'appunto. Io provengo dal mondo del calcio, sono stato arbitro di calcio. Da quando ho l'incarico di assessore allo sport di questo comune, quindi guardo, analizzo e seguo tutti gli sport che abbiamo nel nostro territorio, devo dire che non esistono sport minori, perché tutti gli sport sono belli, tutti gli sport sono importanti e tante volte non si conoscono, però ci sono realtà molto più grandi dello sport. Del calcio, scusate. Sono d'accordo con lei, ma sono anche d'accordo con la Presidente quando dice sport minori, perché poi la televisione, la stampa tratta sia questi sport minori veramente certe volte in maniera minore. Lei com'è arrivata a far la presidentessa? Sono partita al seguito di mia figlia. La famiglia e le figlie. Come gran parte delle persone che comunque danno una mano all'interno delle società, si parte sempre da un interesse che nasce in famiglia. Guardi, proprio l'altra sera in un convegno a Conegliano, a San Pietro di Feletta, si parlava di come inculcare questa cultura dello sport, ed è venuto fuori questo dei genitori, perché nonostante molti, soprattutto nel calcio, ci si lamenti perché i genitori sono... i genitori diventano ancora fondamentali in questi sport, in questo tipo di sport. Nel nostro sicuramente anche Veronica sì. Dice sì, perché sei trasportata da mamma e papà. E anche finanziata. Anche finanziata, almeno quello dico. Quindi sì, è vero, no? Sì, resta comunque uno sport costoso, perché a partire dallo strumento di lavoro che è il pattino, che ha un peso importante sul bilancio, sì, costa parecchio, è un oggetto molto tecnico, quindi a differenza sui vari categorie di lavoro che stai facendo hai un pattino particolare, e oltretutto in fase di crescita si cambia il pattino, ma non è una scarpetta da corsa, una scarpa da ginnastica. A livello di soldi quanti siamo? Tanto per possiamo curiosità, arrivare così. Anche ai 700 euro. Addirittura, sì? Un buon pattino? Ecco, adesso l'ho detto e ce li rubano. No, scherzo. I tuoi genitori hanno quindi... Sì, purtroppo il peso economico di questo sport non è indifferente, ecco. Quindi sì, è molto importante il sostegno dei genitori. Sai che veramente non pensavo che fosse così caro e così espansivo, sì. Sì, poi al di là del pattino, delle ruote che devono essere utilizzate sui diversi pavimentazioni che incontriamo, anche di gara. Ci sono i vestiti, gli abiti che costano parecchio. Ma lì le mamme sono scatenate. Le mamme devono, non tutte, però la gran parte si mette a cucire strass, a dare una mano per abbassare un po' il peso. Abbiamo una nostra amica noi che cuce Swarovski a tutto l'anno sul La capisco. Quindi la capiamo. Dicevamo appunto diventata presidentessa, insomma trascinata dalla figlia, trascinata da... E com'è fare il presidente di una società, come diceva lei, minore? Perché problemi ne avranno. Sì, problemi ce ne sono, ma ci sono anche grandissime soddisfazioni. Noi siamo una società, abbiamo circa 200 atleti e abbiamo 17 formazioni, quindi noi portiamo in campo 17 squadre e non è semplice gestire la cosa, perché comunque un presidente, soprattutto dopo la riforma dello sport, ci siamo trovati ad avere delle responsabilità in carico che anche sono troppe forse? alquanto pesanti. Anche troppe e pesanti, sì. Però si butta il cuore oltre l'ostacolo, lo si fa per le ragazze, lo si fa per i nostri atleti, per le nostre famiglie, per un bene superiore. E qui a Sedico con quante formazioni partecipate? Io sono arrivata con 7. 7 formazioni? Sì. Vedo l'assessore che dice bene, direi. Molto bene, molto bene. 7 vuol dire quante ragazzine, quante ragazze? Allora ho 4 quartetti, quindi siamo a quindicina,
e ho 3 gruppi, sono venuta con 3 gruppi, quindi sono venuta con una quarantina di bambini, di ragazze e bambine. Diciamo bambine, però il pattinaggio è aperto anche ai ragazzi, no? Sì, nella nostra società prendiamo i bambini dai 2 anni e le più grandi hanno 25-26 anni, ma non hanno finito, possono andare avanti ancora. Il bello del pattinaggio è questo sicuramente, che Ma a si è differenza di allungato qualche un po', altro tutti gli sport, sport si sono allungati, però sì, il ma a pattinaggio... differenza degli altri sport artistici ha questa possibilità di dare spazio anche ad atleti grandi. Grandi. Sì. Tu hai mai pensato di fare un doppio con un ragazzo oppure no? Allora, devo dire la verità, in realtà no. Non mi si è mai presentata l'occasione, non ci ho neanche mai pensato, però comunque ho avuto l'occasione di esplorare molte discipline, insomma, del pattinaggio. Mai dire mai, insomma, mai dire mai. Mai dire mai, esatto. Bene, io direi che abbiamo più o meno centrato il primo obiettivo, abbiamo spiegato, grazie all'assessore, questa manifestazione, questo trofeo dolomitico, giunto alla sua 11ª edizione. Veronica tra poco scende a pattinare, quindi in bocca al lupo a lei. Presidente, lei, ma e di queste 7, ce lo dica qui che non sente nessuno, di queste 7 squadre, andiamo a contro Veronica andate? Sì. E andiamo a medaglia o... Ci contiamo, ci speriamo. Guai se no, guai. Noi veniamo per quello, se dopo arriva il resto va bene lo stesso. Si dice sempre che l'importante è partecipare, no? Poi Sì, molte volte non è vero, però insomma, ma vincere meglio. Per tutti. Allora, io ringrazio l'assessore Davis Darizza che è stato qui con noi. Assessore, buon lavoro, perché non mancherà e non Grazie a voi e buon proseguimento di giornata. Grazie. A Veronica Moretto in bocca al lupo e mi raccomando, continua a pattinare finché va bene così, ok? E finché ti trovano e finché ti danno i pattini quelli giusti, esatto. vai tranquilla, papà e mamma sono a posto. Silvia Berton, Presidente, noi la ringraziamo, la salutiamo, in bocca al lupo anche per le sue 7 squadre che tra poco vedremo più o meno circolare, e quindi buona continuazione. Da quanti anni è, Presidente? Da 2, sono fresca. È fresca, però gliene aspettano 50, 60, no? Vediamo. Va bene, grazie a Silvia Berton. Grazie a voi. Grazie. Noi concludiamo qui questo nostro primo appuntamento, questa nostra prima puntata con Voci dallo Sport, ma anche la seconda parleremo di pattinaggio, e allora a tra poco. Voci dallo Sport, in collaborazione con Oweld, costruttori di generatori di gas a idrogeno e ossigeno per la saldobrasatura, dal 1981.